Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qui, 14ª puntata sul Giro del Mondo in 80 giorni, o nel Giro del Mondo in 80 giorni, o tra il Giro del Mondo in 80 giorni. Con me sulla navicella c'è Rossella. Ciao Rossella, vediamo un po'. Buonasera Gianluigi e buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Oggi Rossella ci sono delle perturbazioni, che le onde sonore qua vanno e non vanno, non riusciamo a capire il perché. Qualche tempesta elettromagnetica in giro per il mondo, ma Hacker, sono i servizi segreti di Mezzo Mondo e sono arrivati anche gli alieni. ecco, quindi abbiamo fatto il completo. Andiamo col primo brano, con noi poi ci sarà Alice Caronna. Questo è Merito Tutto, il brano di Alice. L'ultimo giorno con te, l'ultimo giorno con te, non lo scarto. Mi hai riempito la testa di stronzate, perché a me eccomi, parlami adesso, urlamelo nell'orecchio, perché io merito tutto. Guardami, lasciami adesso, dimmelo anche se è brutto, io riesco a reggere tutto. Non sapevi come dirlo, è finita, basta un soffio. Non sapevi cosa fare con me, e allora cara,
il 30 gennaio qui da Radio Nostra. Speriamo che ci sia sentito, perché ho dei dubbi, Rossella, che anche questo brano non si sia sentito. Prova a parlare tu. Ma noi abbiamo anche il Sì, controllo qualità. sì, abbiamo anche il controllo qualità che, bah, vediamo un po' come va questa puntata. Cos'è la 13ª? No, è la 14ª. Se fosse stata la 13ª avevamo dei dubbi. Ma noi Comunque, siamo abbiamo spero che porto sfortuna uguale agli altri, no? se parli più vicino al telefono si sente meglio, Rossella. Allora, perché Rossella oggi è in trasferta e quindi è collegata col telefono, quindi nella nostra navicella dove andiamo? A Milano? Andiamo, no, No, andiamo a Belluno. a Belluno, dove c'è con noi l'ingegnere Michele Argenta. Buonasera, ciao Michele. Ciao, buonasera, grazie per avermi chiamato. Piacere, da Belluno, esatto, si va al Belluno in realtà, per essere proprio Ah, precisi, ecco, dove c'è poca esatto. neve. In effetti mi dicono che non si è sentito il disco. Vabbè. Eh, Comunque la voce si sente adesso dei nostri ospiti, del nostro ospite, che posso dire che fa parte di un'associazione dove ho messo anche il link, c'è il link sotto nelle note di YouTube. Ci sarà un bel clima, è l'associazione che Esatto, è sì. una bella associazione che fa dei bei lavori, andate a visitarla, poi ce ne parlerà anche di questo, no Michele? Sì, sì, certo, assolutamente, volentieri. Vi parlo un po' di che cosa stiamo facendo, che cosa facciamo. Ma abbiamo chiamato Michele anche per proseguire il nostro discorso sulle Olimpiadi. Abbiamo parlato nelle puntate scorse dei costi per quanto riguarda i finanziamenti pubblici che sono serviti a mettere in piedi tutte le strutture. Poi abbiamo parlato dei costi che devono sostenere gli appassionati che andranno a vedere le gare di qua e di là. E adesso parliamo dei costi per l'ambiente. Allora, queste sono Olimpiadi molto sostenibili, Michele, perché sono in posti piccoli, così tranquilli, dove si arriva tranquillamente o Ma no? allora è molto complicato il discorso, no? Molto molto grande. Beh, possiamo provare a semplificarlo. Allora, partiamo dal fatto che nel 2019, quando il CIO, quindi il Comitato Olimpico, ha dato i giochi del 2026 a Milano Cortina, nel dossier di candidatura c'era scritto che sarebbero stati i giochi più sostenibili invernali. E questo era possibile tramite quello che era l'abbattimento delle infrastrutture, dove la maggior parte sarebbero state delle infrastrutture sportive già presenti sul territorio, e quindi questo era importante in modo da non andare a cementificare o comunque a costruire altre cose. Sarebbero stati ridotti poi un sacco quelle che erano le emissioni dalla parte di energia elettrica che andava a sopperire a tutte quelle che sono, diciamo, le venue sportive, quindi palazzetti, eccetera, piste, innevamento artificiale. E soprattutto sarebbe stato ridotto di molto quello che era l'impatto dei trasporti, perché chiaramente avendo delle Olimpiadi su un territorio molto molto vasto, quindi siamo partiti dalle ultime 2 o 3 Olimpiadi che di solito erano concentrate in un luogo, in una città abbastanza grande. Siamo arrivati l'ultima volta a Pechino, quindi dove avevamo delle Olimpiadi a 250 km da una parte all'altra, invece qua a Milano Cortina stiamo parlando di almeno 500 km tra un luogo e l'altro di quelle che sono Olimpiadi. E il trasporto, come parlavamo prima, così mentre facevamo due chiacchiere, chiaramente è quello che ha l'impatto più grande in termini proprio di CO2, quindi di gas climalteranti, che poi sono direttamente causa del riscaldamento globale e dello scioglimento di neve. Sì, c'è anche un'app, ho scoperto un'app ufficiale che suggerisce qual è il modo migliore per andare da una parte all'altra, perché poi moltissimi arriveranno in aereo, Mhm, gli spettatori, mhm. o prenderanno un autonoleggio. L'autonoleggio fa tremare un po' i polsi, nel senso che se nevica, e per fortuna nevica, visto che si tratta di sport invernali, ma non tutti
sono bravi a guidare su strade di montagna innevate. No, direi proprio di no, è un po' un problema. Ma sì, relazionandoci un attimo al discorso quello dei trasporti. Come hai detto bene te, gli impatti, no, quelli più grandi proprio in termini di emissioni, arrivano da tutti i voli continentali e intercontinentali di tutti gli atleti o comunque dei tifosi che vengono a vedere le Olimpiadi da tutto il giro del mondo. E sappiamo che il trasporto aereo è una buona fetta delle emissioni, non è tantissimo rispetto alle emissioni globali, però comunque sul trasporto privato è molto alto, è molto molto difficile anche da convertire, quindi non abbiamo ancora inventato, tra virgolette, quelli che possono essere degli aerei a emissioni zero, comunque, che ne so, elettrico, eccetera. Si sta parlando un po' di idrogeno, però la parte quella dell'aereo e del trasporto resta molto grande. E secondo me è anche interessante poi capire quanto grande è questa parte, no, di emissioni. Se volete parliamo anche un po' di numeri, tanto è sempre, bah, secondo me è sempre bello, anche ti dà un po' l'idea di che cosa stiamo parlando. Era uscito un report un paio di anni fa che diceva che su una settimana bianca, poi chiaramente noi possiamo applicarlo a un evento molto più grande, come possono essere dei giochi olimpici, la parte quella più grande di emissione appunto riguarda proprio i trasporti, quindi l'arrivare, andare via in un posto, muoversi in un posto e il fatto di non aver sviluppato in questi anni dal 2019 ad oggi una rete di autobus elettrici, di treni a bassa emissione, quindi treni elettrificati o anche di altri mezzi di trasporto che possono essere il sharing, eccetera, chiaramente non ha ridotto quasi niente tutta la parte di emissioni che avevamo promesso noi nel 2019, che in realtà sarebbe stata molto bassa. Quindi su questo lato qua abbiamo disatteso un po' le nostre stesse promesse. Tornando alla settimana bianca, in realtà noi abbiamo sempre l'idea che in una settimana bianca sia la parte di innevamento artificiale quella che ha più un impatto ambientale. In realtà l'impatto ambientale della neve artificiale su una settimana bianca è del 2%, quindi praticamente è quasi niente, no? Mentre se non sbaglio stiamo parlando del 70-80% dei trasporti, il resto invece sono i cibi e quello che è poi il vitto e alloggio, ecco, classico. Quindi il problema, diciamo, ambientale è arrivarci. Esatto, i problemi sono sempre un po' i trasporti e il fatto di avere delle Olimpiadi molto molto diffuse su un territorio comunque molto ampio, che per la sua conformazione proprio geografica, non è che possiamo fare dei tunnel in 4 anni per passare sotto l'Adamello, eccetera, crea dei problemi, quindi aumenta le emissioni, anche se noi vogliamo essere molto sostenibili, perché ci sembra che frammentare le Olimpiadi possa ridurre l'impatto antropico, in realtà va a aumentarlo, è un po' il gatto che si morde la coda, ecco. Sì. E poi c'è il problema che appunto non è che si può andare con la mongolfiera, cioè noi se si comportassero bene potremmo Esatto. andare con la mongolfiera, ma per cui per andare da Cortina a Livigno, che sono due località dove ci saranno delle gare molto importanti, bisogna scendere in pianura, andare da Venezia a Milano e poi risalire in montagna. E con Sì. i pubblici c'era questo, l'app ufficiale dei giochi dice che ci vogliono 18 ore, quindi è abbastanza Mm. impossibile, insomma, perché poi non sono 18 ore cambiando 2000 mezzi. Quindi Sì, 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 no, confermo. Io ero stato quest'estate in Valtartano, che è a Morbegno, quindi sono partito un po' più in giù di Cortina con i mezzi pubblici, sono arrivato molto prima di Livigno e ci ho messo 10 ore più o meno di mezzi pubblici. Quindi sì, sono numeri che tornano, ecco. Ma c'è quindi anche l'alta velocità, no? Da Trento a Milano hanno installato. Sì e no, perché poi ci stanno facendo un po' di lavori, quindi non è proprio sempre così che ci puoi che ci puoi fare affidamento, ecco, diciamo. perché uno dei problemi è fare affidamento, ecco, perché poi basta un ritardo per far saltare tutte le varie coincidenze e sappiamo che quella dei ritardi è una storia abbastanza normale, no? È più la normalità. Infatti ogni tanto quando prendi, sono arrivati in orario, come notizia così. Tutto è andato bene.
Ascolta, e tornando invece alle nostre Olimpiadi così, quindi quello dei trasporti sicuramente è un aspetto abbastanza Mhm. preoccupante, no? Ci sono, quindi dicevi invece l'innevamento artificiale non ci sarà bisogno perché per fortuna ha nevicato molto. E dicevi che però No, in poi realtà... mm, sì e no, nel senso, beh, guarda, questi giorni sta nevicando incredibilmente, per fortuna, dopo almeno 2 mesi che non pioveva più neanche da noi. In realtà però il Comitato Olimpico ha richiesto a Milano Cortina, quindi a noi, agli italiani, di prevedere della neve artificiale, perché comunque tu devi garantirti nel caso peggiore, quindi la neve artificiale la devi in ogni caso produrre per garantire poi anche la sicurezza degli atleti, il fatto che ci sia neve, eccetera. Cioè è stato stimato che la neve artificiale che verrà prodotta su tutte le località olimpiche, quindi Livigno, Val di Fiemme, Cortina, Bormio, eccetera, sono circa 2,4 milioni di metri cubi, che sembra un numero molto molto grande, ma possiamo pensarlo che è circa la piramide di Cheope fatta di neve artificiale che noi dobbiamo preparare per questo mese olimpico, o altrimenti circa due Colossei, dai, per dare l'idea di qualcosa un po' più vicino a nostrano. ok. A questo qua poi chiaramente si legano i consumi elettrici, perché per fare neve c'è bisogno di acqua e di energia, quindi acqua sono, mi sembra tipo 800 milioni 800.000 litri di acqua, adesso sono un po' a memoria, o metri cubi, comunque più o meno il fabbisogno di una città da 20.000 abitanti come Feltre, qua vicino a me, fabbisogno potabile annuo di una città, che però bisogna dire per il 90% più o meno ritorna in falda, quindi non è totalmente dispersa, quindi ritorna nell'ecosistema. L'altra parte, poi quella dell'energia elettrica, sono un bel po' di megawatt ora che verranno consumati. Però qua c'è il vincolo che Fondazione Cortina ci ha detto che tutta l'energia che verrà comprata e utilizzata durante i giochi olimpici sarà 100% rinnovabile, quindi possiamo presumere che non ci sia un impatto, ecco, su quello che è l'annevamento, che va anche un po' a dire, no, quello che abbiamo detto prima della settimana bianca. Quindi sembra una fetta molto molto grande quando la vediamo proprio in termini di volume o magari di stese, di neve, così, però poi sul bilancio globale l'annevamento artificiale non è quello che fa da padrona delle emissioni. Ah, bene, vabbè, questa è una buona notizia. Sì. Ascolta, e invece, uno degli inviti appunto del CIO era a costruire meno possibile e utilizzare impianti già esistenti. No, siamo stati bravissimi in Mm. questo, non abbiamo fatto niente di nuovo, non abbiamo disboscato niente. Ma oddio, cioè io parlo adesso da bellunese, noi abbiamo un po' il simbolo, no, dell'Olimpiadi Milano Cortina, che è la pista da bob, che doveva partire come un progetto da 45 milioni di fondi pubblici, che era un po' il restyling della vecchia pista Eugenio Monti a Cortina, che è stata chiusa nel 2018, 2008 se non sbaglio. Comunque era una pista del 56, quindi aveva i suoi begli anni, quando si vedeva non era proprio così messa bene, ecco, no? Cioè pronta a partenza, gli davano l'illustrata e era fatta. È arrivato che Roberta De Zanna, che è la consigliera comunale di Cortina, di minoranza, di Cortina Bene Comune, spulciando un po' le carte olimpiche, ha scoperto che in realtà questa non era una ristrutturazione, ma era proprio una vera nuova, cioè proprio una nuova pista da bob. I costi nei mesi successivi sono lievitati a 120 milioni circa, sempre soldi Quindi nostri, soldi pubblici, per uno sport che circa fanno 50 atleti in tutta Italia. Stiamo parlando quindi di bob, skeleton e slittino. Dobbiamo capire un po', secondo me, che cosa serve alle nostre province di montagna, se è proprio questo qua cioè, gli investimenti che vogliamo fare a lungo termine sulle terre alte. Chiaramente, magari col senno di poi avremmo potuto pensare di andare o a St. Moritz, dove c'è già una pista da bob, o a Innsbruck, dove c'è una pista da bob che è qua dietro casa, però si sa, l'Italico Orgoglio ce l'ha fatta costruire qua. Speriamo non faccia la fine di quella di Cesena di Torino 2006, ecco, che è là a prendere polvere. e che nel senso che non viene usata. Ah, No, no, è No, la stata stanno chiusa anche perché anche poi smantellando, mi pareva di aver mh, capito che la vogliono anch'io ho capito smantellare. così. Mm.
Sì, anche perché comunque per quella di Cortina parliamo di 1 milione, dal mezzo milione a 1 milione di euro all'anno di manutenzione, cioè sono Ma proprio costi molto grandi. per no, una ventina di Sì, sì, atleti cioè di gare ne faranno, cosa c'è? Salisburgo là vicino che sarà, o Innsbruck, cioè che Innsbruck, esatto, si era sì. offerta per noleggiare la loro Mm. pista, ma anche loro fanno 4-5 gare all'anno, non è che ne fanno tante di più. Sì, sì, anche quella non è in perdita, anche quella, ecco, cioè, nessuna pista da bob a quanto pare rende. Mm. Ne avevamo parlato l'anno scorso con una consigliera, ex consigliera regionale, adesso consigliera europea, la Cristina Guarda, che appunto aveva Sì. fatto una battaglia su questa pista da bob. Insomma, e tra l'altro i costi triplicati è veramente incredibile. Mm. Va bene che è una storia che si ripete perché non c'è mai un'opera che rispetti, no, i costi di previsione, però No. insomma. E quindi Però sì. e quindi il quadro, insomma, è un po' così, ecco, tinte un po'. E tinte un- niente, io volevo chiedere a Michele, perché Michele ci ha mandato una foto, un'immagine, che adesso la sto mettendo, che È sinceramente fatta no- malissimo con l'intelligenza artificiale. non riesco a capire che cosa, che cosa è il significato di questo cumulo di neve. Dopo ci hai messo anche una misura 200 metri per 190 Esatto. metri, quindi Allora, allora, da ingegnere chiaramente io ho detto no, ma scusa, però 2,4 milioni di metri cubi che noi dobbiamo sparare per le Olimpiadi, no? Quello che ci eh, chiede il Comitato Olimpico, quanto grandi sono? Cioè io non riesco a immaginarmi nella mia testa se tu mi dici un cumulo di neve da 2,4 milioni di metri cubi. È già difficile, secondo me, capire un metro sì. cubo, no? Più o meno è così, però Ah, quando ok. parli di milioni è tanto. E quindi ho preso un po' le misure. Allora, quella che si vede sullo sfondo è Bormio, la città di Bormio, quindi proprio la piazza di Bormio. E Mhm. facendo un po' le proporzioni con AutoCAD, eccetera, viene fuori che se noi mettiamo questa piramide di neve in mezzo alla cittadina di Bormio, viene una piramide alta 200 metri. Quindi allora è fatta bruttina come foto, poi l'ho No, fatta un no, po' no, ma va rielaborare bene. l'intelligenza artificiale, però rende bene, Certo, ecco, sì. quanta neve dobbiamo sparare. Ah, ecco, adesso, sì, adesso riesco a capire il perché. Che però appunto sono le cose che vedi, no? Nel senso è la cosa proprio più lampante. Invece tutta la parte, quella di trasporti, emissioni legate a tutte quelle che saranno appunto le autovetture, noleggi, eccetera, che vengono fatti, questa non è visibile e quindi ti sembra sempre molto meno quando in realtà è molto molto grande, ecco. Beh, l'ultima cosa che posso dire, magari sempre sulla parte di emissioni, è uscito un report una settimana fa e mezza, che legava anche un po' gli sponsor dei giochi olimpici alle missioni, perché chiaramente noi sappiamo che Milano Cortina sono sponsorizzate da Enel, Eni, Leonardo, cioè una serie comunque di sponsor che lavorano sui combustibili fossili e queste aziende si danno dei soldi chiaramente per fare i giochi olimpici, però ne vanno anche in visibilità. Quindi ogni euro che entra come introito a Eni e altre due compagnie principali, che se non sbaglio era Alitalia, quindi la parte quella degli aerei, e un'altra che adesso mi sfugge il nome, però se noi Sarà mettiamo insieme tutte le Trenitalia, Frecce Rosse, emissioni, forse. no, non era sui treni, era Ah, secondo me un'altra produzione di energia, forse A2A o qualcosa, mhm. perché poi i treni in realtà adesso si stanno anche elettrificando, quindi hanno una quota abbastanza bassa di emissioni, però Eni proprio che con la visibilità dei giochi olimpici in realtà ha pubblicità per andare ancora a estrarre petrolio chissà dove. Comunque mettiamo insieme tutte queste emissioni, tutti questi soldi dei primi tre sponsor principali, hanno fatto il conto che le emissioni generate dalle Olimpiadi, dalle sponsorizzazioni delle Olimpiadi, potrebbero aiutare a sciogliere 3 metri quadri di ghiaccio. Quindi, cioè, stiamo parlando di giochi olimpici che quindi si basano sul fatto di avere ghiaccio, neve e temperature basse che vengono sponsorizzate da chi in realtà
sta proprio togliendo il terreno sotto i piedi a questi sport invernali che sono le compagnie petrolifere. Certo. E questa è una bella contraddizione, diciamo, no? Sì, è una bella sindrome di Stoccolma, esatto. Allora, io Dovrebbe vedo gli sponsor: Enel, Eni, Gruppo FS, Intesa San Paolo, Leonardo e Poste Italiane, di quelli grossi. Vabbè, Sì, poi ce n'erano altri, e dopo ci sono comunque sono sempre loro, esatto. Autostrade per l'Italia, dei Lotta e A7, Sì, Esselunga, Fiber Team, Fiera di Milano, la Colonna delle Birre, Coca-Cola. quelli sono più la corona, quella mi sembra più innocua. Forse mi sbaglio anche qua, perché appena cominci ad approfondire e scopri sembra che c'è qualcosa che non va bene, per cui è vero. No, però sono le birre, quindi ci piacciono, va bene. Mm. Va bene, io no, stavo direi sì. Volevo parlare anche della tua associazione, però prima vorrei mettere un secondo brano musicale anche per fare una prova tecnica per vedere Va bene. se va, e vi chiedo però un silenzio perché faccio una prova. L'uomo dai cerchi azzurri, tanto per restare in tema olimpico. La paura che scivoli via tutto quello che provo per te, la paura di non riuscire più a scriverti una canzone nuova. E ho paura che sia una finzione, che abbiamo idealizzato questo grande fottutissimo amore, come se fosse l'unica cosa che conosciamo, l'unica cosa a cui ci aggrappiamo, l'unica cosa che giustifichiamo, e non capiamo come si respira quando stiamo lontano e facciamo solo un grande casino, quando basterebbe sussurrarlo piano. Io ti amo. O forse no, o forse no, non più. Se ci siamo solo disegnate, te lo chiedi mai? Gli anni forse sono solo passeggiati, abbiamo camminato tanto, adesso stiamo a sei. E ho paura che sia una finzione, che abbiamo condannato questo grande fottutissimo amore, come se fosse l'unica cosa che non ci uccide, l'unica cosa che non ci divide, l'unica che ci fa sorridere. Vorrei capire come respirare quando stiamo lontane e facciamo ancora un grande casino, quando basterebbe sussurrarlo piano. Io ti amo, oh, oh, oh. Forse no, che dato mia mamma, dove nell'ultima pagina il commissario la rincorre, la bacia per una finta ultima volta dentro la stazione. Ma io sono stanca di correre e trovare un senso a questa stupida fine, quando forse il senso va cercato in un altro libro, in un altro stato. Forse solo con l'addio posso giocare un nuovo campionato. Ma io ti amo. Sai che basta un filo piccolo di aria per non morire. Ecco qua, è l'uomo dei cerchi azzurri, sempre di Alice Caronna, che fra poco sarà qui con noi. Bene, ho scoperto la parte tecnica, quindi non andava più la musica. Siamo ancora col nostro primo ospite, che è Michele Argenta. Eccoci qua. Michele, siamo tornati. Niente, volevo un po' se ci parlavi un po' della tua associazione, dell'associazione in cui sei inserito. Ci sarà un bel clima.
Esatto, beh, allora dal nome intanto si può già capire un po' di che cosa ci occupiamo. Quindi noi siamo nati nel 2020, un po' cioè da settembre 2020, non un po', proprio in piena pandemia. Eravamo tutti quanti, ci siamo trovati sulle montagne della Val Grande, in Piemonte, eravamo tutti un po' di fuoriuscita, no, da questi mesi, chiusi in casa, capire cosa si poteva fare dopo le grandi manifestazioni di piazza per il clima, quindi dopo tutto quello che è stato Fridays for Future, Greta Thunberg, no, questa catalizzazione enorme delle piazze verso il clima, e abbiamo deciso di metterci insieme, io e altri 6-7 amici, adesso siamo una decina più o meno nella nostra associazione, anche se ci riconosciamo di più come collettivo, per portare delle istanze alla politica, perché alla fine mancava sempre un po' sia il fatto quello di fare rete, ma anche poi quello di andare a portare delle istanze concrete alla politica. Quindi negli ultimi 2 anni abbiamo convocato un po' tutti quelli che sono i principali movimenti climatici italiani, quindi ci hanno risposto in 80 associazioni, e insieme abbiamo scritto 33 proposte politiche per la transizione al 2030 in Italia, che sono suddivise in 6 macro categorie, che sono agricoltura, sistemi economici, energia, educazione, eccetera. Da qua per noi era come dire di andare in città o comunque nelle aree interne, nelle montagne, dove vogliamo, ma anche a livello nazionale, per dire noi rispondiamo alla domanda che ci viene sempre fatta: sì, ok, voi vi lamentate sempre che non viene fatto niente per il clima, ma voi che cosa proponete? Quindi ecco qua delle proposte che si possono attuare da qua al 2030. Adesso lo stiamo un attimo riaggiornando, perché chiaramente dal 2024 è cambiato tutto a livello nazionale, a livello geopolitico internazionale. Sono cambiati tanti obiettivi, anche climatici a livello europeo, stiamo un po' andando indietro, no? Stiamo un po' cercando di smantellare il Green Deal. Altre cose invece vanno molto molto bene, tipo le rinnovabili o comunque anche la parte di batterie in Italia e in Europa, e quindi stiamo portando avanti questa cosa qua. Adesso oggi, questa estate, faremo anche una scuola politica, perché il clima è la base fondamentale di tutte quelle che sono le nostre politiche poi sociali, di salute, eccetera, eccetera. Che bello, complimenti. Fatevi conoscere un po'. Come, cioè, si possono seguire le vostre attività? Sì, Eh, certo. Allora, noi abbiamo i social, vabbè, siamo in pochi, siamo in 7, no? Quindi ognuno poi lavora col proprio lavoro durante il giorno. Questo è un po' il volontariato del fine settimana, della sera. Abbiamo i social, ci trovate, ci sarà un bel clima su LinkedIn, Facebook, Instagram, eccetera. Poi abbiamo il nostro sito, che adesso stiamo cominciando a organizzare. Comunque, se volete anche mandarci una email, vi facciamo un po' entrare nei canali di comunicazione anche di WhatsApp, eccetera, per capire che cosa facciamo a livello proprio nazionale poi sui territori. Bello, quindi senz'altro invitiamo tutti quanti quelli interessati, sono moltissimi fra quelli che ci ascoltano, a seguire, a cercare sui social. Ci sarà un bel clima, speriamo. Va bene, magari Eh, possiamo sì, pensare anche di fare dei tavoli di lavoro, così con le amministrazioni. È sempre bello parlare con i comuni di politica, sono molto ricettivi, quindi ci sta. bene. Sono che bene, questa è una buona notizia. Mm. Va bene, io direi che abbiamo sviscerato un po' di argomenti con Michele, e possiamo anche adesso, non dico lanciarlo giù dalla mongolfiera, ma gli mettiamo la scalettina di corda. E il peso, grazie. Va bene Michele, grazie mille. Ci sentiremo prossimamente per parlare anche di altre cose energetiche. Assolutamente, grazie mille a voi invece per Grazie a l'invito. Buona voi. serata. E, Ciao, ciao, ciao. e da Cortina passiamo a Roma con Piazza Navona. Ciao amore, scusa se ti rubo un bacio. Che fortuna che non mi hai mai dimenticato. E mi piace quando torni a casa e le mani fredde te le raccolgo dentro il mio maglione, ma preferisci la mia pelle. E poi
quando andiamo a cena e fai quel gioco, inventi storie insieme e decidiamo chi siamo. Tu ti diverti a fare l'astronauta per volare in alto, io che vorrei essere solo un pianeta per averti accanto. Oggi nevica e la piazza è vuota, mi chiedi di rincorrerti per strada e non capisco, stiamo in una bolla. Di solito a Piazza Navona c'è la folla, invece siamo solo noi. Tu mi fermi e dici io vorrei di più. Va bene amore, mettiamoci d'accordo, ti darei tutto, ma tu dimmi di cosa hai bisogno. Che la luna che sia un po' lontana te la prenderai, e se non dovessi riuscirci poi la disegnerei per te. Oggi nevica e la piazza è vuota, mi chiedi di rincorrerti per strada e non capisco, stiamo in una bolla. Di solito a Piazza Navona c'è la folla, invece siamo solo noi. Tu mi fermi e dici io vorrei di più. Ti darei anche la mia pelle, se potessi farlo senza smettere di respirare. Mi dispiacerebbe non respirare, perché poi smetterei di vederti cambiare. Oggi nevica e la piazza è vuota, mi chiedi di rincorrerti per strada e non capisco, stiamo in una bolla. Di solito a Piazza Navona c'è la folla, invece siamo solo noi. Tu mi fermi e dici io vorrei di più, e sei tu. Na, 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 na. Invece siamo solo noi. Tu mi fermi e dici io vorrei di più, e sei tu. Piazza Navona qui a Radio Nostra. Io ringrazio Massimo per i suggerimenti che ci invia, e quindi con noi abbiamo ormai la nostra ospite, che è Alice Caronna. Ciao Alice. Ciao, buonasera, ciao. Benvenuta a bordo. Grazie mille. Come state? Bene, te? Siamo collegati a Roma, sei a Roma, no? Sono a Roma, A sì. Roma. E quindi come va la vita della La vita a capitale? Roma? Beh, la vita a Roma è caotica, però si sopravvive. Chi è abituato ce la fa. Si sta bene, dai. Vabbè, allora abbiamo prima messo, ecco, passo un attimino di tempo per mettere la tua immagine, la tua cartolina. E sei uscita l'ultimo giorno di gennaio, è uscito il tuo brano che l'avevamo messo all'inizio, col brano Merito tutto, giusto? Esatto, sì. Il tuo ultimo lavoro che l'hai proposto assieme ad altri che adesso che abbiamo sentito oggi, sentiremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime puntate. Quindi questo Merito tutto, perché Merito tutto? Diciamo che è nato da un'intuizione che ho avuto tempo fa, diciamo in seguito a una rottura che mi è sembrata nascondesse dell'altro, invece sono state raccontate cose in modo un po' falsato, quindi è stato più uno sfogo per me per superare la cosa, però
ecco, penso che tutti meritiamo sempre la sincerità, anche se dovesse essere un po' più antipatica da digerire. Quindi ho deciso, come sempre faccio, di tirare fuori quello che sento e metterlo in musica, e in questo caso specifico la canzone è uscita in collaborazione con una mia amica, nonché collega, che si chiama Federica Messa, in arte Mesa, che ha accettato, diciamo, ascoltando il brano, ha accettato di suonarlo e cantarlo insieme a me. Sì, insomma, questo lavoro assieme alla tua amica, insomma, ha dato un buon frutto perché, insomma, il brano è bello, Grazie. è bello come anche tutti gli altri che poi sentiremo oggi o i prossimi giorni. E devo dire anche, insomma, non a caso tu avevi vinto anche un premio come miglior testo una menzione speciale, no? Sul premio Tenco. Allora sì, diciamo che lo scorso anno ho partecipato a un po' di concorsi e ho vinto qualche premio, e questo a cui ti riferisci è una menzione speciale Tenco, che è legata a un concorso che ho fatto in Calabria, che si chiama Music for Change. È un concorso realizzato dall'Associazione Musica contro le Mafie, sempre un'associazione calabrese, e durante questo evento, insomma questa finale, si potevano ricevere dei premi, e tra questi c'era appunto la menzione Tenco, assegnata direttamente dai due direttori del premio, che sono venuti ad ascoltarci, e insomma è stata una cosa veramente per me speciale, perché tra tutti i riconoscimenti che ci sono questo è uno dei migliori, soprattutto perché era legato al testo, e quindi vuol dire che persone del settore hanno ascoltato la mia canzone e l'hanno apprezzata con sincerità, quindi sono contenta. Io faccio sempre questa domanda qua a chi scrive i testi e la musica. Fai prima i testi o fai prima la musica? Secondo te? Ma secondo me prima i testi. Insieme, faccio insieme. Ah, cioè... Diciamo che ho scritto un po' in tutti i modi. Mi è mm. venuto a volte prima il testo, a volte prima la musica, però la maggior parte delle volte, quindi ti risponderei così, le canzoni a me mi nasce tutto contemporaneamente. Quindi io sento che devo tirar fuori qualcosa, mi metto seduta davanti al mio foglio, penna e chitarra, e contemporaneamente inizia a uscire fuori un testo, ma già con una melodia, quindi poi trovo gli accordi sopra Ah. e inizio a farla tutta, ecco. E invece io ti volevo chiedere da che cosa parti? Da un'esperienza come nel caso di cui stavi parlando prima, o da un'emozione, o da un colore, o da una persona? Sempre dall'emozione, però dipende poi in che contesto la metto. Quindi se è un'emozione derivata da una situazione mia, parlo di quello. Però ultimamente mi sono allenata anche a cercare di scrivere cose che non riguardassero me in prima persona, facendo una sorta proprio di compito, no? Però mi sono resa conto che se non metto un qualcosa Qualcosina che di poi mi tuo? tocca emotivamente, non riesco a scrivere. Quindi anche prendendo spunto da storie di altri o parlando di un tema al di fuori di me, io lo facevo comunque mio, e, e poi emozionandomi sono riuscita a scrivere. Ad esempio il concorso di cui parlavo prima, del Music for Change, quello è proprio un concorso che ti chiedeva di scrivere una canzone su un tema sociale. Il tema che era capitato a me era lavoro e dignità. Quindi io ho dovuto scrivere una canzone su questo tema, però sono dovuta partire sicuramente da qualcosa che sentivo mio, perché altrimenti non sarei riuscita. Invece poi questo pezzo è uscito e ne vado molto fiera, insomma, lo potete trovare poi online, ovunque. Certo, complimenti. No, no, poi credo un premio intitolato a Tenco, insomma, Grazie, grazie. che sia molto gratificante, ecco. Sì, 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 lo è sicuramente. Va bene, suonare a Roma ti dà possibilità di avere un gran raggio, no? Di interesse. Allora, O, io o suono più forse... fuori Roma che a Roma, Ah sì, in ecco. realtà. Diciamo che negli anni, soprattutto negli ultimi anni, ho suonato tanto fuori Roma, perché Roma è una città che ho girato troppo. Proprio ho suonato in tutti gli eventi, ormai io suono da 10 anni, e su per giù, forse questo è l'11° anno, e quindi nei miei primi anni mi sono girata qualsiasi locale, ho fatto qualsiasi tipo di esperienza. Poi ho dovuto rallentare un pochino per cercare di uscire fuori,
e Roma, a meno che non fai proprio il concerto tuo, che lo organizzi bene, è una vetrina complicata. Sembra il centro della musica, ma ci sono tanti eventi tutti i giorni, quindi se vai a suonare in un posto ce ne sono sempre altrettanti con altre persone, quindi poi bisogna portare il pubblico. Io fortunatamente, se organizzo una data fatta bene, le persone mi vengono a sentire, le ho, ma se suoni troppo spesso, poi a un certo punto anche quelle vengono 1, 2, 3, 4 volte, alla quinta magari vanno a sentire qualcun altro. Quindi Roma è stata una vetrina per tanti anni, adesso la prendo con le pinze. Bene, quindi allora adesso vai ai festival o fuori? Io cerco di uscire. Va bene, Alice, grazie per questo incontro che abbiamo fatto. Ma il tuo brano più... Adesso, siccome pensavo al prossimo brano che inserisco, che sarà il 2 giorni. Sì. E tu hai un tuo brano tuo che dici, beh, questo me lo canto sempre, me lo suono sempre, lo voglio sempre cantare, far suonare. Oppure sono tutti figli e quindi gli dai tutto l'amore uguale a Sono tutte? tutti figli, però il mio brano preferito è Piazza Navona, che è stato Ecco. l'avete già ascoltato, diciamo che è il mio brano dove io, non so, mi emoziona un po' di più. Però insomma sono tutti Sì, figlioletti che custodisco da mamma leonessa, ecco. Va bene, Alice, grazie. Adesso ci sentiamo Grazie i a 2 voi. giorni e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, alla prossima. Alla Ciao, prossima, buona serata. ciao. Ciao. Perché mai, quando incrocio il tuo sguardo, devono essere guai? Cerco ancora nel letto se c'è un tuo capello. Oramai sei distante e lontana, dall'altra parte di Roma. Mai mi dimenticherai. Lo so, te lo ripeto spesso. Io ti sento ancora adesso, anche se sono passati solo 2 giorni. È più forte di me, mi spezzi le gambe anche se resto in piedi. Mi abbracci ma non esisti, adesso sparisci, ma non dimenticarmi. Penso che avremmo fatto l'amore se fosse stato possibile. Ti avrei regalato il ritmo del cuore mio, che da quando ti ha conosciuto si impegna e batte anche per te. Non mi dimenticherai. Lo so, te lo ripeto spesso. Io ti sento ancora adesso, anche se sono passati solo 2 giorni. È più forte di me, mi spezzi le gambe anche se resto in piedi. Mi abbracci ma non esisti, adesso sparisci, ma non dimenticarmi. Manchi come l'aria che avrei portato ad un concerto. Avrei cantato squarciagola con te e poi protetta dal vento. Respiro su di te, anche se sono passati solo 2 giorni. È più forte di me, mi spezzi le gambe anche se resto in piedi. Mi abbracci ma non esisti, adesso sparisci. Sono passati solo 2 giorni.
Eccoci qua, nuovamente siamo tornati e questa Rossella è una puntata un po' così, un Un po'. po' perché dovevamo avere anche un'altra nuova ospite, Paola Peresin, con il suo libro su il viaggio di Slavč, come si pronuncia? Così, Non me lo l'ho detto ricordo. giusto? Oh, vabbè, eccolo qua, lo mettiamo qua. E purtroppo però per un problema tecnico l'audio non riusciamo a farlo sentire. Non si capisce perché oggi va così. Ma la avremo la settimana prossima, senz'altro, perché ci teniamo molto a parlare di questo lupo, un giovane esemplare che è partito dalla Slovenia e ha viaggiato tantissimo ed è venuto in Lessinia. Qui ha incontrato una bella ragazza e questa è una storia, secondo noi, a lieto fine, nel senso che adesso ci sono dei lupi che sono Sì. tornati in Liguria e nel Triveneto, così, cosa che purtroppo non succedeva da molto tempo perché gli umani sono un po' così, un po' pesantini, diciamo, nei confronti degli altri animali. Ecco. Però senz'altro parleremo con Paola di questo lupacchiotto, lupone, del suo viaggio e anche della interazione, più che interazione, diciamo, della reazione che hanno avuto gli umani quando si sono ritrovati il lupo nei boschi, ecco, perché il lupo è un animale anche che rappresenta tante cose, anche così metaforicamente. Ecco, io E volevo inserire la locandina che se volete venerdì prossimo si trova a Pordenone. Ah sì, A Pordenone, ecco qua, adesso metto l'immagine, via, eccola qua, a Pordenone alle 20:30 in la libreria Quo Vadis. ecco, viene Ecco, presentato il libro e poi ci saranno altre presentazioni, ancora le date non erano confermate, però insomma, se vi interessa, ecco, ma ne parliamo martedì prossimo, avremo nuovamente Paola martedì prossimo tra noi. con la voce. E poi avremmo dovuto, ma sicuramente qui, secondo me, è chiaro che gli alieni si sono intromessi e hanno fatto qualche sortilegio. Avremmo dovuto avere il solito messaggio da Gaza, ma Sami non è riuscito evidentemente a mandarcelo. E così volevamo sapere un po' come va con l'apertura del valico di Rafah, che è l'unico valico che collega Gaza con l'Egitto, perché gli altri valichi collegano Gaza con Israele. E sappiamo che dovevano uscire delle persone che sono in attesa di avere delle cure oncologiche urgenti, ma ne devono uscire, mi sembra, circa 2000 e ne sono uscite credo 30 e i controlli sono lunghissimi e molto probabilmente le persone che escono non saranno più ammesse a rientrare. Quindi ovviamente le persone che hanno bisogno di cure oncologiche andranno perché non è che hanno tanta scelta. Ecco. Per il resto la situazione è la solita, e cioè non ci sono abitazioni, non c'è cibo, non ci sono le medicine, non ci sono le tende degli di questo nome e le persone si arrangiano come possono e i bambini e i ragazzi si arrangiano come possono. Sono state messe in piedi delle scuole, così in qualche tenda, è tutto molto arrangiato e non si vedono molti progressi. Sembrava che con la restituzione dell'ultimo ostaggio dovesse esserci un balzo in avanti nel miglioramento della situazione, ma l'unico balzo è stato quello delle bombe, perché anche l'altro giorno sono morte 32 persone e si parla sempre di terroristi di Hamas, però fra queste 32 persone c'erano molti bambini.
E così, e questa è la situazione di Gaza, quindi tra le altre cose sta mancando molto internet e quindi anche le comunicazioni non sono supportate. Va bene, e ascoltiamoci allora la Dea Fortuna, sempre di Alice Caron. Vorrei baciarti in una nuova città, vedere nuovi posti, avere un altro giorno con te. In mare aperto ti ho lasciato, quel posto che abbiamo visto è ancora nostro e non scapperà. Allora è vero, abbiamo tempo per parlarci ancora, ma dove sei allora? E forse è vero, non ci siamo persi ancora, ma non ti vedo ora. Con te, comprare quelle piante, mettere le stampe dove piace a te. Vorrei guardare un'altra volta con te la Dea Fortuna, perché senza te fortuna qui non c'è. Quel posto che abbiamo visto è ancora nostro e non scapperà. Allora è vero, abbiamo tempo per parlarci ancora, ma dove sei allora? E forse è vero, siamo perse ancora, ma non ti vedo ora. Ti prego adesso, stringimi forte, io non riesco più a pensare. Ti prego adesso, un po' più forte, io non riesco a respirare. Ti prego adesso, stringimi forte, io non riesco più a pensare. Ti prego adesso, un po' più forte, io non riesco a respirare. Allora è vero, abbiamo tempo per parlarci ancora, ma dove sei allora? E forse è vero, non ci siamo persi ancora, ma non ti vedo ora. Dove sei, dove sei? 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 Dove sei? La Dea Fortuna, Alice Caron. Abbiamo finito, Rossella. Io mettiamoci Perfetto. questo, eccoci qua. E concludiamo. Volevamo parlare anche di carceri, no? Ma ne parleremo penso la prossima settimana, perché è successo nel giro di 2 giorni, 2 o 3 giorni, no? 2 suicidi in carcere a Padova. Sì. In 36 ore due suicidi e uno ha colpito moltissimo perché era di una persona di 73 anni che era ai Due Palazzi di Padova da 18 anni nella stessa cella e faceva parte di questa sezione dell'alta sicurezza. Sono persone che prima erano magari in altissima sicurezza e comunque hanno condanne per reati associativi, quindi mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona. Questo detenuto era lì appunto da 18 anni, da 15 lavorava dentro a Due Palazzi. Ci sono molte cooperative che danno lavoro ai detenuti e quindi lui si era inserito bene, insomma, con questa attività e all'idea del trasferimento, perché sono pochissime le carceri dove ci sono attività Dove ci sono formative attività. o lavorative.
Ecco, quindi l'idea è di lasciare un posto che comunque, per quanto assurdo ci possa sembrare, per lui era... Ma questo perché poche carceri? Perché c'è un problema di, che ne so, del luogo, problemi personali, oppure ci sono solo certe carceri per come sono fatte, oppure per i detenuti che hanno, possono avere altre attività? Allora, un po' è una questione di iniziativa dei direttori. Ah. Sicuramente le carceri non hanno proprio fisicamente, perché alcune carceri sono ospitate in edifici addirittura antichi o comunque molto vecchi, che non hanno proprio gli spazi fisici. 2 palazzi è un edificio, sono 2 edifici moderni, quindi sono stati fatti anche in un certo modo. E poi, per esempio, sono anche le iniziative dei singoli. Per esempio a Padova la scuola è nata per iniziativa di un preside che ha pensato di estendere al carcere, insomma, una sezione. Quindi purtroppo sono cose molto complicate. Sicuramente poi mettere insieme i detenuti non è semplice. Comunque questo trasferimento è dovuto al fatto che i detenuti che hanno dell'alta sicurezza, che hanno una condanna, un ergastolo ostativo, quindi fine pena mai, hanno diritto, fra virgolette, insomma, gli viene data una cella singola. Perché in effetti se uno deve passare tutta la vita, almeno che abbia... Sono celle molto piccole, non dobbiamo immaginarci un mini appartamento, sono celle molto piccole, però... Quindi adesso, se viene smantellata questa sezione di alta sicurezza, arriverà il doppio di detenuti lì, perché vengono messi a 2, anche a 3, perché c'è un problema di sovraffollamento molto grosso. Sì. Va bene, questo no, volevo appunto dire che ne parleremo alla prossima puntata, no, su questo problema qua. Sentiremo soprattutto la questione di questi detenuti che hanno questa condanna per sempre, fine pena mai. Ecco, che è un istituto che non c'è in tutti i paesi. Uh-huh. Però, insomma, sì, proveremo a parlarne. Va bene. Allora io direi lanciamo la sigla, questa Avete puntata, ascoltato ecco. Il giro del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo, a martedì prossimo. Bene, sperando che anche la sigla si senta, perché a questo punto vengono i dubbi su tutto. Rossella, niente, ci sentiamo per martedì prossimo? Nonostante gli inciampi. Esatto, gli inciampi di questa serata qua. Non è mai successo in 6 anni che facciamo il programma di su una volta tutti questi problemi. Vabbè, cercheremo di rimediare. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ci sentiamo martedì prossimo. Diciamo, riesce da Luigi, perché diciamo c'era tutta la parte tecnica è sulle sue spalle, ma Gianluigi ce l'ha. Ciao a tutti.